Eder, Mek, Pallister. Sono passati 3 anni, 2 mesi e mi pare 7 giorni. Veramente è una storia che per noi che la viviamo personalmente, cioè io ho 32 anni vissuto con mia moglie, siamo arrivati in questi momenti sperando di avere delle risposte. Cioè, guarda, centinaia di interviste e di quelli, di quell'altro, tutte le storie, gente, psicologi, opinionisti, studiosi, qua e là. Ho sentito migliaia e migliaia e migliaia di supposizioni, però siamo qua in attesa di avere qualche risposta. Io spero di avere qualche risposta. Io personalmente viaggio moltissimo e ho centinaia di persone che conosco, che ci vedo, ci vediamo, ci sentiamo, ci telefoniamo. Diciamo che io, come eravamo io e Liliana, la nostra vita era questa, quasi invisibili, facevamo la nostra vita. Io continuo a fare quello che ho sempre fatto. Cosa pensi del fatto che secondo molti sei tu il colpevole? Ma è molto brutto, però ti dico, io vado avanti sereno perché io non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana. Io spero proprio di avere proprio queste risposte. Io, guarda, invito qualsiasi persona che ha qualcosa di dire su di me, sul nostro comportamento, che si faccia avanti. Una cerchia che un po' si è coalizzata, che a modo loro hanno determinate cose. Io ti dico, sono sereno, mi vedo con Alice e Paolo Bevilacqua quasi ogni settimana, ne parliamo, discutiamo e così e colà, cioè sono quelli che mi danno la forza di continuare a... Silvia ha detto che tu sul conto avevi 100.000 euro, dividiamo? Io chiedo alla cugina che me li faccia vedere, non lo so, cioè io non ho idea di questi soldi qua, cioè veramente se ha queste idee, queste cose, che vada in procura, che dice no, io so che ho visto oppure che ho sentito questo. Non lo so, io per carità mi dica dove sono e me li prendo. Mi stai dicendo quindi che non è vero che c'avevi questi soldi? Assolutamente no. Gli inquirenti hanno, io mi ricordo che tantissime volte mi hanno chiamato e si è parlato anche di soldi, e ho portato questo coso della banca dove c'erano 50.000 euro. Erano lì perché servivano di un eventuale, si voleva comprare la casa dove viveva la mamma, perché avevano chiesto 60.000 euro, qualcosa avevo io, qualcosa aveva lei, si poteva ancora, però parliamo di questi soldi che poi sono stati divisi tra me e il fratello nelle parti giuste, però per il resto parliamo di cose semplici. Noi abbiamo, guarda, non abbiamo una macchina, abbiamo una macchina tutta di seconda mano, moto di seconda mano, biciclette di seconda mano, non abbiamo mai comprato niente. Siamo in affitto, e le nostre spese erano, tante volte andavamo negli ostelli in giro per l'Europa, di qua e di là. Ti ricordi qualsiasi cosa, persino tutti i nomi degli spettatori che c'erano a San Siro durante l'ultimo derby, però quando si parla invece degli eventi, dei giorni di Liliana, vieni colto da amnesia. Ricordi qualcosa o ancora no? La cosa, dopo 3 anni, ti dico sinceramente, ho qualche difficoltà. L'unica immagine che io ho ancora di Liliana, dopo non l'ho mai più vista né da viva né da morta. Io assolutamente non ho niente a che fare con, ripeto, con quello che è successo a Liliana. Nelle immagini vediamo Liliana, certi dicono che è una sosia, che è quello, che è quell'altro. Vediamo Liliana che porta la differenziata nel cosa, poi in Piazzale Giuberti sparisce. Dopo è lì da capire cosa sia successo. Sono 3 cose che sono fondamentali. Quando è successo, se è stata congelata e come, che lesioni che ha. Adesso bisogna valutare, vedere che tipo di lesione sono. Io ho parlato con Baresani, che tra l'altro è stato il primo a affermare che aveva delle lesioni sul volto. Appena fatta la seconda autopsia, cioè dopo il ritrovamento, l'autopsia,
dottor Baresani, che è il mio consulente, e il generale Galofano hanno detto sì, guarda, ci sono queste lesioni e dopo vedremo cosa emerge. Cioè, aveva lesioni, come dicono, pestata a sangue, qua e là, la vediamo tranquillamente andare avanti, non lo so, non sarò io certamente, saranno gli inquirenti che daranno queste risposte. Io non credo nel suicidio, infatti mi sono opposto, anche perché Liliana non era tipo, non l'ho mai vista sofferente da suicidarsi, non ho mai diciamo, avuto una sensazione di disagio o di qualcosa che non andava. E adesso bisogna vedere come è morta, se è stata ammazzata, cosa ne hanno fatto. Queste sono le cose. Io ho anche delle querele, cioè avrò adesso al 19 di marzo un processo, invito la vostra troupe a venire a essere presente a questa cosa. Io sono stato denunciato di diffamazione aggravata. Di conseguenza, diciamo, avremo questo processo, dopo vedremo. Io sono tranquillo. Io come fotoreporter ho seguito amici qua e là, denunce civili, querele qua e là. Sono cose che vanno avanti in una maniera esagerata e non ci sarà mai una soluzione. Non arriveranno mai, dopo alla fine passano 5 anni, 10 anni e dopo magari ti guardi negli occhi e dici ma cosa abbiamo fatto, quanto tempo abbiamo speso, quanti soldi abbiamo speso. Avrei dovuto, ci sono i miei avvocati, ho detto guardate, come diceva lei, i risarcimenti, queste cose qua, le daremo in beneficenza. No? Nel momento in cui le cose sono diverse da quelle che c'è, dopo dovranno pagare l'avvocato, dovranno pagare le spese processuali. No. Quello che ci parliamo ogni settimana con Alice e Paolo Bevilacqua, stiamo lì, cosa mi aspetto? Di capire cosa sia successo. Perché ci è voluto, scusa, 3 anni e più quest'ultima autopsia di 1 anno? Ci rendiamo conto cosa significa venire 1 anno fa a prelevare quello che è rimasto di mia moglie, portarlo a Milano e per 1 anno star lì a cosa? Cioè io veramente sono veramente distrutto dentro, perché io voglio avere mia moglie a casa. Non esiste nessuna storia d'amore. Guarda, io conosco Liliana da una vita e ho conosciuto le persone che ha frequentato Liliana. Ci siamo presentati, io mi ricordo, siamo andati più di una volta a trovare la mia ex moglie che aveva avuto un incidente, era caduta, è stata parecchio in ospedale, qua e là. Queste amicizie, questi affetti restano dentro. Io mi ricordo quando sono andato dai genitori di Nadia, e lui era un della polizia, io mi sono sposato in Jugoslavia e mio suocero era poliziotto che ha fatto il militare in Sardegna, per dire, no? Cos'è successo nelle nostre parti? Sono disastri, perché hanno tagliato le città in 2 parti. C'è un cimitero che è tagliato a metà e di conseguenza Trieste poi non c'è famiglia che non abbia avuto disastri. Claudio ha capito, secondo me, ha capito male le cose, evidentemente certi atteggiamenti così. Io l'ho visto 3 volte nella mia vita, Claudio, quando gli ho fatto la foto col coso di Bersagliere, poi gli ho fatto una foto quando noi andavamo, Liliana mi diceva guarda che stanno facendo delle gare di cross qua e là, c'è anche il presidente, siamo andati dal presidente, non portano ancora, un senso di pietà.
perché io lo vedo veramente convinto di quello che dice. Alcune cose che sono molto strane, no? Cioè andavamo nelle cantine, nelle soffitte, poi è venuta fuori la botola, poi noi eravamo lì al cimitero, che era un centro di smistamento. Cosa c'è? Questo dice delle cose molto importanti, dice: Liliana è morta per salvare me. Cioè io vorrei Sterpin qua che mi spiegassi questo. Spero che finite queste deposizioni che verrà fatte da Cattaneo alla procura, ci sia, che venga sentita un po' di gente. Anch'io sono disponibile a essere sentito. Non è questione di essere disponibile, se ti chiamano devi andare. Io ho sospettato, sì. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha le sue verità. Dentro di sé ognuno ha le sue verità. È quella di aver vissuto con una donna eccezionale, veramente. Ci sono milioni di foto che girano in tutto il mondo di mia moglie, la prendevo in giro perché gli dicevo tu sei la mia fotomodella, no? Perché io quando l'ho conosciuta Liliana avevo uno studio fotografico dove avevo indossatrici, tutta una serie di cose. E poi gli dicevo guarda, quando che io non ci sarò più, perché io ho scompenso cardiaco, pensavo di morire già 10 anni fa. La prendevo in giro e gli dicevo: quando tu andrai nella casa di riposo dirai: ecco qua mio marito, guarda quante foto che mi ha fatto qua. Io sfido chiunque. Mi sono trovato in un momento in cui i vicini di casa entrano lì e poi mi fermo qua, e dopodiché si è cercato, cioè non si è mai capito dove è andata, cosa ha fatto, perché, queste cose qua. Quando è uscita di casa e poi viene ritrovato il corpo. E allora io veramente pensavo di morire in quel momento là. Per me è stata una cosa tremenda, non ci volevo credere quella. Certo, io ho un livello di sopportazione importante. Chi mi conosce lo sa, non ho le prove, non posso dire così che se avessi le prove lo direi subito, cioè, immediatamente. È corretto, io penso che comunque gli inquirenti sappiano esattamente quello che io penso di sì. Bisogna anche provare le cose che si dicono, capisci? E noi cercavamo un altro appartamento. Vieni a casa mia, io con i termosifoni acceso, a casa arrivo al massimo 12 gradi. Però c'erano delle ricerche di Liliana che facevano pensare che volesse divorziare. Questa è una cosa che bisognerà capire se l'ha fatto per lei o l'ha fatto per qualcuno. Bastava che me lo dicesse, mi desse delle spiegazioni. Sebastiano, mi sono stufato. No? Noi avevamo un rapporto talmente alto, talmente chiaro, che se lei mi avesse detto: Sebastiano, voglio fare un'altra vita, non mi piace così, non mi piace qua, ne avremmo parlato. Liliana pesava solo 42 kg, in caso di aggressione? E si sarebbe difesa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.